Vaponize to the land on the microphone check because he is the new YouTube channel. Vabbè, basta. Bentrovati, benvenuti in questo nuovo video. Vi voglio sempre bene, cioè ve lo dico grande prima perché ve lo devo dire prima che cominci il video, se no poi parlo troppo. Anche questa settimana, come settimana scorsa, ci sono stati 7 giorni. Anche questa settimana abbiamo fatto l'estrazione per le maglie Buccaccio e giovedì decreterò i 4 vincitori. Se volete ancora partecipare vi basterà condividere o questo video o quello precedente. E invece se avete Instagram vi basterà fare uno screen di questo video proprio adesso. Fate uno screen e lo mettete come post sul vostro profilo Instagram e mi taggate. E io da quelli là estraggo e vi regalo la maglietta, molto semplicemente e molto simpaticamente, perché io sono una brava pazzola. In più a fine video dirò come vincere la maglietta tramite YouTube, perché c'è anche un pubblico che mi segue su YouTube, quindi ciao ragazzi di YouTube. Lasciate un mi piace a questo video perché voi siete sempre spettacolari, lo so che ve lo lasciate, io lo so già ve lo lasciate. Ma adesso cominciamo senza indugi con il nuovo brano di Daniele De Martino, che tanto lo sapete che ormai fa le canzoni per noi, per le parodie le fa. Grazie, dai. Un furno di pizza in coppa a spiaggia, mise. Siamo tornati indietro nel tempo. Dai, troppo tenera sta bambina. Lei è Benny G, un'altra cantante neomelodica piccolina, è neomelodichina. Ciao Benny. Bella mi sembrava il sole, quasi da disegnare, chissà oscura. Ma sembrava il sole, nel senso quando la guardavi spellicchiava? Quando la stringevo forte, s'affogava, come è normale. e tra baci e carezze le tremava già. Ah, perché già da piccola tremava, un ricordo vecchio, che tenerezza. Piccola di statura, Ma sai com'è, era una bambina. quel seno non cresceva e a volte le arrossiva. Caccione, che già pensavo sti cose da vicino. Quando è voto sotto a casa, io ci facevo amore, voto con una scusa. No, aspetta, perché allora nel video ci sta questa parte di loro che sono ancora bambini? Questo è un problema del regista, sa da dicere. Quel suo viso dolce da bambina, Ecco qua, ma il viso c'è bambina e si vedesse che è grosso, è tutto invertito. non torna mai più, quelle notti insieme non tornano. Allora ragazzi, il cartonato del pianoforte, la tastiera elettrica Ind, per me non si potrà mai vedere nella vita. È come si vede una femmina a nuro con 2 protesi attaccate alla coppa, però non sotto, cioè non in zizzo, cioè proprio la coppa. Quando noi abbracciati, 100 stelle a me puntate. 100 stelle, tu contato, poi ce ne stanno un sacco, vabbè, forse quella sera si vedono solo 100. Oggi vive un altro battito nella tua vita, ma forse è una cosa lui non ha capito. Vabbè, t'appisi perché magari hai fatto qualcosa, cioè diccelo. Che quando tu vai si pensa a me. Che se è presunzione però, chi dà it che poi chi si va a uno e fa Daniele Mi da rubarsi stanotte, su cane è cresciuto dopo, mi hanno fatto un pack. una volta e per sempre, una volta solamente dopo. Ci vuoi mettere la preta a tuo cavallo? Ad nessuno ci viene, ad nessuno ci crede, che ancora non va bene, stiamo si mette. Ah, lei deve scendere di nascosto. Vivono tutta la famiglia in questo bungalow di una stanza. Come costruzione, la sera si mettono. Facesse un giro mondo per tutte le montagne. La cosa bella è che si vede che non sta suonando, cioè nel senso non la sta proprio suonando perché non si è messo, vabbè. E quando posso trovarsi, niente più ci fermasse. Le facce di Daniele De Martino come sono le cose più, la cosa più bella che esiste di sempre. Riguardiamola. Fermasse, niente più ci... Io voglio stare con te perché fai parte di me. Ma ormai da appese, cioè, sta con un altro, sta con me, ormai finì chi focchi con un altro. Io non posso più fingere. Ah, non può più fingere. Allora, smettiamo di fingere. Io devo portarsi lontano con la luna in te mano, senza pensare di mano, una vita senza te. E vedi, sono gli accenti che sono sbagliati. Una vita senza te. Come fai a stare tutta la vita senza essa? È una cosa sbagliata. Sbagliata. Io ti lascio tutte cose, ridammi il sorriso, portassi da chiesa un figlio con me. Ah, portassi da chiesa e un figlio con te. Cioè, nel senso che si fanno figli da chiesa. Non sarete con te, ma non fai che sbaglia, che t'hanno fatto male a te. Io invece non sarei con tempo e mi cassi i numeri che magari ho visto, cioè, tipo Ritorno al futuro, però è una cosa. Tutto questo lo farei senza dirlo mai. Cioè, lo faresti senza dirlo. Pensa un po'. Ma questo è il futuro della comunicazione. Beh, è chiaro. Sta con la tua fidanzata per scherzare. Cioè, sì che non c'è forza. Come in un film io rivedo
la fine di una storia stracciata a metà. Questa è la fine di una storia stracciata a metà, un po' come metà camicia dentro e metà camicia fuori e Daniel De Martini, cioè proprio tutta a metà. È la fine del mondo. Sulle fotografie e questa malinconia ti torna a braccia. Questi sono sempre i flashback di quando erano piccoli. Sono stati fidanzati 48 anni, poi si sono lasciati e si ci ha fatto una canzone. Tutto lineare. Il sorriso dolce da bambina non torna mai più. Ma sì, perché era bambino, poi è diventata grande, quindi un sorriso dolce da grande si ti può far piacere, perché sennò ti arrestano. E le notti insieme non tornano più, quando noi abbracciamoci in stella. È bellissimo che c'è questa sfocatura di campo infinita e poi la finta proiezione a fuoco. Spettacolare. Oggi vive un altro battito nella tua vita. Il suo battito nella solito fu suo figlio, perché non capisco queste poesie tipo parallele, capito? Ma forse una cosa lui non ha capito. A su quando hanno coppa in spiaggia, hanno cattonato una tastiera senza che faccio finire di suonare. Mi aspetto il momento poesia, mo. Così facciamo di nuovo poesie neomelodiche. O cuore mio ti sta volendo ancora bene a te. Pure se tu pazzi sempre fai con tutti e te. Pure se stavo buono che stavo così felice senza me. Allora perché non ne visate manca Andrea? Stai tranquilla, non ti venisse mai a cercare. Ma un'anguilla sicuramente uccide il tuo papà. Perché il mio cuore vorrà per sempre Aiello Raffaele, mettetemi presente. la tua felicità. E accattiamo babà. Secondo me mi emoziono sempre pur si partono avanti. Come ogni notte, Io faccio a botte. il pensiero più bello sei tu. Sai che ti dico bubbelibu? Per compagnia, In Romania. solo la luna insieme a me. Non ho capito, dici uè. Niente di più. Scooby-Doo. Non sai quante volte vorrei averti da sola chiusa in una stanza. E ti farei mangiare tanto così ti cresce la panza. Per dirti che il mio cuore su di noi È sicuramente il figlio di Nanni Loi. non ha mai perso la speranza. Ma c'hanno tele in abbondanza. Perché la speranza è sempre l'ultima a morire. Dipende. Se uno è proprio vecchio, muore prima. Sfiderei il mondo con le mie mani, E picchierei pure 5, 6, 7 nani. gridando in faccia di amarti ancora domani. E comprerei 4 pani. Giurerei contro l'impossibile Che io c'ho il pollice opponibile. che di te sono ancora quel geloso pazzo terribile. E allora rompere il cazzo temibile. Con la mia mente non ti ho mai lasciato un minuto. Ma con il mio pene te l'ho messo nell'imbuto. Anche se tutto questo tu non l'hai mai saputo. Topolino non è il cugino di Pluto. Già lo so, Vive Marò. dovrò passare una vita senza di te. Dovrò comprare anche qualche bustina di te. Ma una cosa è certa, Non ho fatto la ceretta. non dimenticarlo mai. Che i cinesi dicono banzai. Tu rimarrai per sempre Una bicicletta elettrica. un ricordo indelebile Chiattone insaziabile. dentro di me. Dentro il bidet. E mo come chiù leva. L'altra volta ero avanti, non ce la faccio più a piangere. Tutto questo voglio dire una cosa bella che è la Silver. Via, sono appassionati. Beh, come sempre io non so che cosa dirvi. Vi ricordo che per vincere la maglia Boccaccio vi basterà condividere questo video su Facebook, se volete partecipare da Facebook. Se invece volete partecipare da Instagram, vi basterà fare uno screen a questo video, metterlo come post e taggarmi. O per voi che state guardando da YouTube, vi basterà lasciare un commento con scritto #road to 200k, perché siamo quasi a 200.000 iscritti. L'estrazione avverrà giovedì. Io mo me ne vado perché non... Scusate.